Oggi parliamo del cardo selvatico. Eccola qua, con una zappa bisogna estirpare la pianta, si consuma la parte più tenera, questa è proprio la pianta del carciofo selvatico, si taglia alla base e facendo molta attenzione con dei guanti eliminare le spine che ci sono alla base di questa pianta, che è la parte più tenera. Guardate, con molta attenzione, questo è il frutto di questa pianta, il carciofo selvatico, dalle nostre parti, qua sugli Iblei in Sicilia, chiamato cacocciolo passatempo perché è molto piccolo, molto spinoso e per consumarlo bisogna, come dire, perdere tempo a sbucciarlo. Con questa parte qui molto tenera del cardo selvatico si può fare un'ottima pastella, si possono consumare fritti in pastella oppure bolliti con olio e limone, oppure si possono conservare sotto olio di semi in compagnia del pomodoro secco e del prezzemolo.